Domani e lunedì 71 comuni della Sicilia andranno al voto per le amministrative. In provincia di Agrigento sono 9, tra cui il capoluogo. Ricorre oggi l'anniversario della strage di Capaci, cerimonia sull'A29, luogo dell'attentato. Presenti i ministri Piantedosi e Nordio. Al Tribunale di Agrigento presentato un diorama in ricordo della strage. Recuperato l'Arco Calafato in via Oblati ad Agrigento, consegnati i lavori per il restauro del tetto del teatro Luigi Pirandello. La chiamano la piccola Lourdes, la chiesetta dedicata alla Madonna Lontana. Play-off per il Camarat e per l'Agragas per la serie superiori. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 23 maggio. 71 comuni siciliani al voto tra domani e lunedì. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e lunedì dalle 7 alle 15. Nell'Agrigentino elezioni in 9 comuni, tra cui la nostra città di servizio. 71 comuni siciliani al voto tra il 24 domenica e il 25 maggio lunedì prossimi. I seggi saranno aperti per elezioni amministrative domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Saranno chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. In generale dei 71 comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali con il sistema maggioritario, mentre in 17 centri, quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si voterà con il proporzionale. Nell'Agrigentino le elezioni interessano 9 comuni. Oltre al capoluogo Agrigento si voterà a Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana e Villafranca Sicola. 7 i comuni al voto nel Nisseno, 9 nel Catanese, 6 nell'Ennese, oltre al capoluogo Enna, 17 nel Messinese, si voterà anche nel capoluogo a Messina, 16 nel Palermitano. Nel Ragusano si vota solo a Ispica, nel Siracusano ad Augusta e Floridi e Lentini, 3 nel Trapanese, Campobello di Mazzara, Gibellina e Marsala. Ad Agrigento si sfideranno i candidati a sindaco Luigi Gentile, Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa e Michele Sodano. E nel ricordo della strage di Capaci si è tenuta questa mattina lungo l'autostrada 29 una cerimonia commemorativa. All'evento hanno partecipato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, che si sono soffermati sul posto per pregare e depositare le corone di fiori. Il nostro approfondimento. Onori ai caduti! Nel ricordo della strage di Capaci si è tenuta questa mattina lungo l'autostrada 29 una cerimonia commemorativa. All'evento hanno partecipato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che si sono soffermati sul posto per pregare e depositare corone di fiori. Sotto la stele per l'ANAS era presente il dirigente Sergio Cicero. Il luogo dell'attentato, scelto meticolosamente da Cosa Nostra 34 anni fa per porre fine alla vita del giudice Giovanni Falcone, principale bersaglio dell'agguato, è stato lo svincolo di Capaci lungo l'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. Nella strage, oltre al giudice Falcone, persero la vita anche la compagna Francesco Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.
L'ANAS ha voluto rendere un piccolo omaggio alle vittime, cambiando il colore delle luci notturne dell'impianto di illuminazione del ponte ad Arco San Giuliano, sito lungo la nuova strada statale 640 in territorio di Caltanissetta, che in questo giorno di ricorrenza passa dal classico colore viola al tricolore della bandiera italiana. Un piccolo gesto affinché il loro sacrificio rimanga scolpito nei cuori di tutti i siciliani, non solo Palermo, ma anche in altre province e su altre strade ad opera d'arte lontane dallo svincolo di Capaci. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha voluto ricordare la strage, affermando come la data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Nell'anniversario il primo pensiero commosso va a Giovanni Falcone e a Francesca Morvillo, agli uomini della scorta, a Montinaro, Di Cillo e Schifani, barbaramente uccisi in quel tragico giorno. A loro saranno sempre uniti con lo stesso filo nella memoria i nomi di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Limuni, Claudio Traina, vittime della medesima strategia eversiva, anch'essi testimoni fino al sacrificio estremo dei valori costituzionali, incompatibili con le trame infami di mafia. Il 23 maggio, conclude Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. E nei locali del Tribunale di Agrigento è stato presentato un diorama realizzato dall'artista favarese Davide Aerofarulla, dedicato proprio alla strage di Capaci. Il servizio. Un'opera per non dimenticare, per mantenere viva la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Nei locali del Tribunale di Agrigento è stato infatti presentato un diorama realizzato dall'artista favarese Davide Aerofarulla, dedicato alla strage di Capaci. L'opera riproduce in scala il tratto autostradale teatro dell'attentato del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Il diorama donato dall'Ordine degli Avvocati di Agrigento sarà collocato in modo permanente all'interno del Palazzo di Giustizia in uno spazio accessibile al pubblico. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di ricordare il sacrificio delle vittime, sensibilizzare i cittadini e le nuove generazioni sul valore della legalità. Un piccolo gesto per mantenere viva la memoria, ha spiegato Aerofarulla, che da anni coltiva la passione per i diorami, trasformata nel tempo anche in un'attività artigianale conosciuta oltre i confini locali. A sottolineare il valore dell'iniziativa è stata la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Vincenza Gaziano, che ha parlato di un gesto significativo da parte di un cittadino che contribuisce a mantenere viva la coscienza collettiva su un evento che ha segnalato profondamente la nostra terra. Il Presidente del Tribunale, Giuseppe Milisenda Giambertoni, ha evidenziato come la memoria sia un elemento di condivisione fondamentale, capace di trasmettere valori e consapevolezza soprattutto ai più giovani. Sulla stessa linea il Procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, che ha ribadito l'importanza di iniziative capaci di raccontare anche attraverso l'atto e la drammaticità di quegli anni il sacrificio di chi ha combattuto la criminalità organizzata. L'esposizione permanente del diorama rappresenta non solo un omaggio alle vittime della strada di Capaci, ma anche un richiamo quotidiano al senso civico e alla responsabilità collettiva, un modo concreto per fare in modo che il ricordo non resti confinato alla celebrazione, ma diventi parte integrante della vita, delle comunità e delle istituzioni. Il dovere di narrare la Sicilia che abbiamo vissuto noi ragazzi negli anni '80, nei momenti delle stragi di mafia, i colleghi di Trapani. In quel momento sembrava veramente piovuto dal cielo, un angelo sotto un profilo così materiale. Ho detto, è venuto qui proprio apposta per me, per farmi innamorare.
quel 23 maggio del 1992 mi chiamò a casa comunicandomi il suo arrivo a Palermo per le 17:45. Non ho capito più nulla, continuavo a ripetere alle mie colleghe che Rocco era morto. Mi sono svegliato, ma io ero in coma, io ero ormai nell'aldilà. San Pietro non mi ha voluto. Quando morì a 30 anni rimani lì. Avere 30 anni per sempre è un'ingiustizia. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Avete il coraggio? Di cambiare, di cambiare. Oggi è tutto cambiato. La lotta alla mafia è diventata molto più difficile secondo me, perché a quei tempi si sapeva chi era il mafioso, gli scagnozzi che aveva, che gli giravano attorno. Adesso si sa, è diventata tutta economia, per cui i figli dei vecchi mafiosi sono diventati imprenditori, quindi diventa veramente molto difficile. E quindi il futuro? Se ciascuno di noi fa il proprio dovere nel suo posto di lavoro, già questo è un modo per lottare contro la mafia. A Palermo manifestazione conclusiva della giornata dedicata alla legalità. I colleghi di Palermo. La scuola è la prima frontiera, è la vera risorsa dell'antimafia. Questi ragazzi, se da così piccoli capiranno qual è la differenza tra il bene e il male, qual è la differenza tra come Cosa Nostra affama le città e come lo Stato sostiene la città, avranno una strada più facile. Una strada che in questa città però non è ancora limpida, non è ancora sgombra da Cosa Nostra. La commissione che presiedo ha un faro sempre acceso su questa città, le ricostruzioni che mi hanno fatto gli ufficiali di collegamento sugli ultimi avvenimenti, anche il tentato omicidio del 30 aprile, raccontano di una recrudescenza, ma soprattutto raccontano di come le giovani leve di Cosa Nostra, affiancate dai grandi boss alla bonura, cerchino di prendere il sopravvento. Ora questo è il momento della risposta della cittadinanza, questo è il momento in cui si denuncia il pizzo, questo è il momento in cui si esce dai traffici di droga, questo è il momento della gente per bene. Ripartire dai giovani per affermare la legalità in questa città al momento è un po' difficile. Ma no, per quale motivo? Se siamo qui vuol dire che non è affatto difficile. Che la città ovviamente abbia le sue problematiche, che queste problematiche vadano affrontate, non c'è alcun dubbio. E credo che una giornata come questa dimostra al contrario che questa città vuole comunque valorizzare i giovani. I giovani a loro volta devono gradualmente nel loro processo di crescita non solo fisica ma anche intellettuale, si auspica anche culturale, devono a loro volta imparare a diventare protagonisti di questa società, dello stare insieme. Ma affermare la legalità significa un impegno quotidiano che deve essere fatto di azioni concrete. Quindi i giovani significa in una città come Palermo non avere la dispersione scolastica, ad esempio, che è presente in questa città e creare condizioni perché questi ragazzi vadano a scuola. E da lì, come ci si diceva Giovanni Falcone, che comincia la legalità e comincia un impegno dalla legalità. Su questo ci vuole un impegno di tutti, perché è una questione imprescindibile rispetto al problema della legalità. Oggi concludiamo un percorso che ha avuto ad oggetto il concetto e il principio della legalità. Palermo, città della legalità, è un progetto ideato dal Comune di Palermo, finanziato con dei fondi nazionali che sono stati interamente spesi per le nostre realtà associative che operano all'interno dei nostri territori e soprattutto per sviluppare questo progetto all'interno di 18 istituti scolastici del
nostro comune. È stato un progetto entusiasmante che ha visto ovviamente quali protagonisti giovani e ragazzi, ma in una formula diversa, in una formula di grande interazione e di dialogo, perché riteniamo che alla base del concetto di legalità debba essere di un convincimento che non deve essere imposto, ma deve essere il frutto di una relazione tra le istituzioni di qualsiasi natura, quindi dalle autorità giudiziarie alla politica, alla prefettura, a tutti coloro che operano nell'interesse della collettività e i ragazzi. Ad Agrigento, in via Oblati, nel cuore del centro storico, è stato presentato l'avvenuto lavoro di recupero e riqualificazione dell'Arco Calafato, un pregiato portale del 400. L'opera è stata intrapresa e conclusa dall'amministrazione Miccichè, che ha così restituito alla città una rilevante, pregnante testimonianza della sua storia e della sua identità. Sentiamo in proposito il sindaco Miccichè. Oggi abbiamo inaugurato finalmente l'Arco di Calafato, sito in via Oblati, un'opera importante per il nostro centro storico. A tal proposito colgo l'occasione per ringraziare prima il mio ex assessore Francesco Picarella, che ha avuto l'intelligenza e l'intuizione di reperire delle somme dalla tassa di soggiorno, è stato anche bravo anche nelle economie e quindi portare avanti questo iter burocratico sin dall'approvazione in giunta fino agli uffici tecnici. Poi naturalmente ha continuato il mio assessore Gerlando Principato come ufficio delle infrastrutture del nostro comune, e un ringraziamento particolare va anche a Gabriela Costantino, che ha curato tutta la parte scientifica. Abbiamo voluto anche mettere una tabella proprio accanto all'arco, dove c'è, oltre a una piantina del centro storico e una descrizione sommaria della storia dell'arco, naturalmente c'è un QR code dove il turista potrà attingere tutte le notizie che sono state poi messe in una brochure, ed è tutto realizzato in 6 lingue sia scritte che audio, quindi è qualcosa di veramente importante, e finalmente anche quest'angolo della città è stato riqualificato. E sempre ad Agrigento sono stati ufficialmente consegnati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del Teatro Luigi Pirandello all'impresa affidataria, avviando così la fase operativa di un intervento atteso da anni e sostenuto con tenacia dall'amministrazione comunale, il nostro servizio. Ad Agrigento sono stati ufficialmente consegnati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del Teatro Luigi Pirandello all'impresa affidataria, avviando così la fase operativa di un intervento atteso da anni e sostenuto con tenacia dall'amministrazione attuale. L'atto di consegna è stato formalizzato dal direttore dei lavori, l'architetto Alfonso Cimino, in presenza del sindaco Miccichè, dall'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, dal dirigente del settore Sesto Lavori Pubblici Avenia e dal responsabile unico del progetto Gerlando Trupia. Le opere avviate mirano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico culturale della città, restituendo centralità e sicurezza a uno dei suoi luoghi più rappresentativi. Nel dettaglio tecnico il progetto prevede le coperture della torre scenica, della platea, delle aree di servizio del teatro, incluse le opere di impermeabilizzazione, il rifacimento dei manti, il recupero del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e la messa in sicurezza generale della struttura, ponendo finalmente rimedio alle infiltrazioni e ai fenomeni di degrado che da troppo tempo interessano uno dei luoghi simbolo della nostra cultura. Miccichè afferma: è uno degli interventi di salvaguardia significativi portati avanti nel corso del mio mandato. Abbiamo scelto di lasciare alla città opere concrete, cantieri aperti e non promesse elettorali. Il Teatro Pirandello meritava un'attenzione, una cura e una responsabilità amministrativa. Insieme all'assessore Principato abbiamo voluto fortemente questo intervento, seguendolo in ogni fase, dalla progettazione fino alla consegna dei lavori. Oggi possiamo dire di avere garantito lavori certi e finanziati in modo concreto. L'assessore Principato conclude affermando: questo risultato è il frutto di un lavoro lungo e complesso, fatto di progettazione, autorizzazioni, atti amministrativi e determinazioni. Oggi non celebriamo un annuncio, ma l'inizio di un reale intervento che la città
attendeva da anni. La tutela del Teatro Pirandello significa difendere la nostra identità, prenderci cura della bellezza e del patrimonio che appartengono a tutti gli agrigentini. La chiamano la piccola Lourdes a Favara, la sua storia e la devozione alla Madonna Lontana. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. Lungo la statale 122 che da Favara conduce a Castrofilippo sorge un minuscolo presidio di pietra e fede. La chiamano la piccola Lourdes, è il santuario della Madonna delle Grazie, ma per tutti lì è semplicemente la Grazia Lontana. Una chiesa piccola piccola, capace però di raccogliere tra le sue mura una folta e instancabile schiera di fedeli che in questo luogo vedono un canale di intercessione speciale con il divino. La storia comincia da molto lontano. Nel 1602 furono due eremiti francescani, Pietro di Chiara e Giuseppe Guaraci, a scegliere questa periferia rurale come luogo di ritiro spirituale isolato dal centro abitato. L'edificio originario non aveva nulla a che fare con i successivi splendori barocchi. Era una semplice cappella rurale, costruita con materiali poveri, un altare essenziale e un piccolo riparo per la preghiera. Nacque così il soprannome Lontana dal Paese, per non confonderla con la Grazia Vicina, situata a ridosso del centro urbano. Nell'Ottocento, con il declino degli eremiti, la chiesa perse i suoi custodi. Confiscata e incamerata nel demanio pubblico, perse del tutto la funzione sacra, venne declassata a deposito di materiali durante la costruzione della strada rotabile. A salvare la struttura dalla rovina fu un privato cittadino, Francesco Micichè. Nel XIX secolo riscattò l'edificio per 100 lire, volendo farne una cappella gentilizia. Ma le rigidi leggi sanitarie del neonato Regno d'Italia vietarono le sepolture private, un fallimento burocratico che si rivelò però provvidenziale, mantenendo intatta la conformazione della chiesa fino alla donazione alla Curia nel 1993. La fede dei favaresi è alimentata da una memoria prodigiosa, legata alla leggenda del bue che scavando fece emergere l'immagine di Maria. Ma la Grazia Lontana custodisce anche miracoli moderni. Nel 2016 il crollo del muro del piazzale minacciò le fondamenta. La struttura rimase prodigiosamente intatta e la comunità si mobilitò in tempi record per il restauro. Per il popolo un segno inequivocabile della protezione della Vergine invocata nei momenti di malattia, difficoltà o durante le dure siccità. Maggio è il mese della massima vitalità, con centinaia di fedeli che a piedi partono dalla chiesa dell'Itria, guidati quest'anno da Don Maurizio Mangione. Ma la Grazia Lontana non vive solo a maggio. Ogni giorno dell'anno, dietro quel cancelletto chiuso, si trovano fiori freschi e candele appena accese, la testimonianza silenziosa e costante di un pellegrinaggio del cuore che non si ferma mai, a qualsiasi ora, per tutto l'anno. Termovalorizzatori, presentati i progetti definitivi nel corso di una conferenza stampa del Presidente della Regione Schifani, che ha dichiarato Palermo e Catania tra gli impianti più puliti d'Europa e una svolta storica nella gestione dei rifiuti. Vediamo delle interviste ai protagonisti. L'obiettivo del recupero di materia, del recupero e riciclo di materia, da realizzare entro il 2030 attorno al 65%, perciò pienamente in linea con gli obiettivi della legislazione europea, ma soprattutto ha apprezzato che a questo obiettivo si arrivasse attraverso la realizzazione di una rete di impianti intermedi che è, diciamo, il cuore del piano, nel senso che i termovalorizzatori sono alla fine di questo ciclo e non sono la soluzione, sono la risposta in termini di recupero energetico di quello che non si riesce a recuperare
in termini di materia. I due impianti che sono stati progettati mirano sicuramente all'eccellenza da tanti punti di vista. Oltre alla parte emissiva che è già stata analizzata e ampiamente discussa, i due impianti produrranno energia elettrica per circa 174.000 famiglie siciliane e equivalgono alla produzione generata da pannelli fotovoltaici per 700 campi di calcio, 5 km quadrati circa di superficie, quindi genereranno un risparmio di superficie per la regione, un'ottimizzazione e una riduzione dei trasferimenti in discarica dei rifiuti e si occuperanno solo della quota parte di rifiuto che non è più differenziabile, che quindi dovrebbe necessariamente andare in discarica. Gli impianti permetteranno di aiutare la regione ad andare verso la riduzione dei rifiuti in discarica, il cui obiettivo è il 10% entro il 2035, e permetteranno di generare un'energia pulita che, come ha detto anche il professor Clini, si può quasi considerare rinnovabile. Ci sono due elementi essenziali sui quali abbiamo prestato la massima attenzione. Il primo riguarda il tema dell'acqua, cioè noi abbiamo progettato due impianti che hanno consumo della risorsa idrica pari a zero, cioè non esistono a livello nazionale o europeo esempi di questo tipo. Noi recuperiamo le acque che ci servono ai fini del processo, le recuperiamo dalla discarica trattando il percolato per Palermo e le recuperiamo dallo scarico del depuratore trattando i reflui che vengono emessi dal depuratore di Catania. Quindi abbiamo sostanzialmente azzerato richieste dall'acquedotto o dai pozzi, cioè noi siamo totalmente indipendenti. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che abbiamo sostanzialmente progettato una linea fumi che ci consente di essere ampiamente al di sotto dei valori limite delle concentrazioni che sono previste dalle BAT di settore, cioè la Comunità Europea ha dato dei valori limite e noi siamo ampiamente al di sotto, come si vede dalle tabelle che abbiamo presentato, ma non solo al di sotto dei valori limite fissati dalla direttiva comunitaria, ma siamo al di sotto dei valori limite degli impianti che tutti i professionisti italiani che si occupano di questo settore prendono a riferimento. Primo l'impianto di Copenaghen, che è il famoso impianto dove c'è la pista da sci, eccetera. L'altro è l'impianto di Bolzano, il terzo è anche l'impianto di Roma che in questi giorni dovrebbe essere messo in cantiere. Rispetto a questi abbiamo fatto vedere che le concentrazioni per le quali abbiamo chiesto le autorizzazioni sono anche dell'ordine di grandezza di 40 volte inferiori a quelle che sono autorizzate per questi impianti. I termovalorizzatori, i progetti oggi sono stati presentati, saranno poi autorizzati dalle procedure e poi inizieranno i lavori. Il cronoprogramma prevede un inizio lavori primavera del 2027 fino ai lavori dicembre 2028. Certo, il mio desiderio, la mia determinazione, il mio auspicio è quello di inaugurarli, perché bene o male, poi certo la politica ha le sue regole, non è che, però ecco, il mio auspicio forte è quello di poter inaugurare. Poi ripeto, rimane un fatto legato a tante cose. A inizio progetto ci siamo proprio interrogati su questo, se a parità di una tecnologia ci potesse essere anche una similarità in termini di immagine. La risposta in realtà ce l'ha data il luogo stesso in cui i due termovalorizzatori si collocano. Bellolampo a Palermo è un sito impervio, è un sito caratterizzato da montagne con creste che si lanciano verso il mare, mentre Catania è un sito pianeggiante in un'area industriale. I due siti chiamavano due soluzioni diametralmente opposte, ma che entrambe fanno riferimento come punto di appoggio al tema del paesaggio. Quindi se a Bellolampo il paesaggio dirompente disegna l'architettura dell'edificio, che diventa un edificio unitario caratterizzato da linee sinuose che ne definiscono la forma, a Catania è esattamente il contrario, è l'architettura che genera un nuovo paesaggio, un paesaggio artificiale, chiamiamolo così, che va a coprire alcune parti degli edifici e a caratterizzare l'architettura del complesso. Linea alla regia per la pubblicità. Il provveditore alle opere pubbliche Sicilia e Calabria, Floriano Siniscalco, ha conferito un prestigioso incarico all'architetto agrigentino Alfonso Cimino,
nominato esperto del provveditorato interregionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'interno del Comitato Tecnico Amministrativo Sicilia-Calabria. In virtù del proprio curriculum professionale, l'architetto Cimino entra dunque a far parte del CGA, l'organismo che si occupa dell'esame dei progetti di opere rientranti nelle competenze del provveditorato interregionale, nonché dei progetti finanziati dallo Stato anche in compartecipazione. Il Comitato è inoltre chiamato a esprimersi sulle vertenze relative ai lavori pubblici, sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere di importo eccedenti i limiti di competenza del RUP, oltre che sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali. L'Ateneo di Palermo accoglie 2 ragazzi della Palestina, i colleghi di Palermo. Il diritto allo studio come strumento di inclusione e cooperazione internazionale. L'Ateneo ha accolto 2 studenti palestinesi beneficiari del programma di sostegno promosso dall'Università per garantire opportunità formative e supporto agli studenti provenienti da contesti di difficoltà. Una iniziativa che punta sicuramente a rafforzare i valori dell'accoglienza, della solidarietà e dello scambio culturale. Il nostro obiettivo è fare percepire l'ospitalità della nostra città, della nostra università, permettendo loro non soltanto di seguire dei corsi di studio che già hanno scelto, uno è completamente in inglese, quindi già con la lingua non hanno problemi, l'altro invece in italiano, ma stiamo provvedendo a metterli in un corso avanzato di italiano e rapido per permettere loro di essere pienamente integrati nel nostro circuito, ma stiamo anche lavorando per permettere loro una condizione di vita adeguata, perché non è soltanto un problema di fare le lezioni, è un problema di alloggio, un problema di trasporti, un problema di mense. Grazie anche alla collaborazione con l'ERSU, con cui abbiamo già fatto un'interlocuzione, siamo confidenti che troveremo delle soluzioni organizzative che permetteranno loro di stare 3 anni con noi in perfetta armonia. Palermo deve dimostrare ancora di più in questa condizione di essere una città inclusiva, ospitante e che tiene molto alla vita delle persone e dei ragazzi. A Palermo abbiamo un corso di laurea che è una piccola Nazioni Unite di studenti che vengono da 35 paesi, vengono a studiare a Palermo turismo, si specializzano, tornano nel loro paese per sviluppare nuove attività. È un tipo di turismo che è relazionale e basato sulle comunità, non è un turismo speculativo, non è un turismo di consumo, è industriale. Abbiamo messo insieme professori internazionali, studenti internazionali, con la possibilità di ospitarli, dargli delle borse di studio e poi fare anche un doppio titolo. Vuol dire che loro in 2 anni della laurea magistrale possono avere il titolo nostro a Palermo, il titolo o in Spagna o in America o in Croazia e a breve anche in Cina. Quindi possono fare un'esperienza di 6 mesi all'estero, anche presso le isole Le Canarie, possono andare in Portogallo. Quindi ecco, è un hub dove si conoscono, lavorano insieme, lavorano in team e soprattutto superano tra di loro le grandi differenze che ci sono, non solo di fuso orario, ma di cultura, di religione, di modo di studiare, e quindi crescono. Quindi è più un'esperienza, oltre che didattica, di insegnamento, un'esperienza proprio di vita che loro fanno in questa città e che scelgono perché è una città accogliente, tollerante e aperta al dialogo e a tutti, e ogni anno riceviamo più di 1000 richieste da tutto il mondo. Il professor Francesco Pira, relatore Geroslav in Polonia di un convegno internazionale dedicato all'educazione, molto apprezzata la relazione del docente di sociologia agrigentino dell'Università di Messina sulle nuove sfide per la famiglia nell'era dell'intelligenza artificiale. Sentiamo lo stesso sociologo Francesco Pira. È stata un'esperienza molto bella dal punto di vista accademico, ma è stata un'esperienza forte anche dal punto di vista emozionale, perché ero a pochi chilometri dall'Ucraina, territorio di guerra, territorio dove c'è stata l'invasione russa e dove le persone piangono, soffrono i tantissimi morti. A pochi chilometri, quasi al confine, a Jaroslav, dove sono stato invitato dalla professoressa
professoressa Magda Lezuka, che è la preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Statale e Scienze Applicate Bronislaw Markiewicz di appunto Jaroslav, una piccola cittadina davvero molto bella con un centro storico straordinario, un'università davvero agguerrita su temi che sono di fondamentale importanza, e primo fra tutti quello dell'educazione. Ho provato a spiegare in questo contesto importantissimo, dove c'erano professori che venivano da tutte le università del mondo, che è necessario oggi ancorare l'educazione alla dignità inviolabile di ogni persona, anche allo sviluppo olistico di quelle che sono le capacità cognitive, emotive, etiche e relazionali. Ho parlato di come la famiglia, gli educatori e i decisori politici devono trasmettere oggi, anche attraverso l'intelligenza artificiale, anche attraverso le nuove tecnologie, valori che devono dare priorità all'empatia, al pensiero critico, alla solidarietà. C'è bisogno di unire le forze, e noi l'abbiamo visto in questo contesto, appunto in questo convegno, perché l'istruzione deve dare priorità al coltivare il pensiero autonomo, scetticismo verso i suggerimenti algoritmici e senso di responsabilità personale. Bisogna applicare, questo l'ho ribadito, il principio di precauzione, che significa valutare proattivamente come l'adozione dell'intelligenza artificiale oggi potrebbe influenzare l'agenzia umana di domani. E per la cronaca, fiamme nei pressi di una farmacia nel quartiere del Quarrivio Spinasante ad Agrigento. Ignoti hanno appiccato un rogo a un cumulo di cartoni nelle adiacenze dell'attività commerciale, approfittando della strada quasi deserta. Provvidenziale è stato l'intervento di alcuni residenti che, notando il rogo, hanno spento l'incendio evitando gravi conseguenze. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Montaperto. Bisognerà adesso attendere le indagini dei militari dell'Arma per capire se il gesto sia da inquadrare in un raid vandalico, opera di uno o più vandali come sembra, oppure di un atto mirato. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona. E i carabinieri hanno sventato un furto di cavi elettrici in rame dell'impianto fotovoltaico di Contrada Picciata in territorio di Favara. Secondo la ricostruzione, i malviventi, dopo aver tranciato i cavi, hanno ammassato il prezioso metallo in un'area con l'intenzione di portarlo via verosimilmente con un'auto, ma alla vista e lontananza di due pattuglie se la sono data a gambe levate e a mani vuote per evitare l'arresto. Sul posto i militari della tenenza dei carabinieri di Favara e del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento. È stato inoltre accertato che i ladri, prima di entrare in azione, hanno danneggiato le telecamere dell'impianto di videosorveglianza della zona. Furto consumato invece in un impianto fotovoltaico di Contrada Narbonello, nelle campagne di Agrigento. Ignoti delinquenti hanno rubato un cavo solare, il danno è stato quantificato in circa 20.000 euro. Il proprietario della struttura, un imprenditore agrigentino, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri. Al CUS Palermo il torneo di calcetto promosso dalla Samo ETS per la giornata del sollievo, con in campo 4 squadre tra sport, volontariato e sanità. L'iniziativa, realizzata con l'Università di Palermo, ha acceso i riflettori su un tema importante come l'assistenza a pazienti fragili e il sostegno alle famiglie. Colleghi di Palermo. Oggi è una giornata che viene organizzata a livello nazionale e internazionale per promuovere le cure palliative, le cure della sofferenza nei pazienti che sono nella parte terminale della loro vita. Una giornata molto importante per sensibilizzare la popolazione e in questo devo dire che la Samo è sempre molto sensibile, quindi ha organizzato questo quadrangolare con la collaborazione dell'Università, del Palermo Calcio Femminile, dell'Associazione Arbitri, che hanno collaborato tutti per la buona realizzazione di questa giornata.
Ecco, parliamo appunto di questa realtà, la SAMO, se vogliamo fare un bilancio, a che punto siamo con il tema dell'assistenza? La SAMO oramai è radicata nel territorio da tanto e tanto tempo, si è ingrandita tantissimo, porta davvero tanto sollievo alle persone che hanno sofferenze, accarezzandoli, accompagnandoli, ai pazienti, ai caregiver, ai familiari. Laddove c'è dolore c'è la SAMO, perché il tempo di cura che la SAMO dedica ai pazienti è tutto tempo prezioso. È una mission, non è l'obiettivo classico del medico, è un obiettivo diverso, ma un obiettivo nobile che permette di accompagnare questi pazienti arrivando a fine corsa con le minori sofferenze possibili. Noi oggi dedichiamo questa giornata al dolore e al sollievo, ovviamente, perché ci deve essere coscienza rispetto a chi soffre. Spesso non avviene così. Vogliamo segnalare a tutti che combattere il dolore è possibile, vivere col dolore è possibile, basta affrontarlo con la maniera giusta, sia dal punto di vista farmacologico sia dal punto di vista psicologico. Noi stiamo cercando con questa giornata del sollievo, che non è oggi ma è il 31, stiamo cercando di segnalare a tutti che è possibile convivere col dolore e che il dolore ha un valore universale. Oggi in una veste diversa, una veste sportiva, però una giornata importante, quella dedicata al sollievo. Sì, assolutamente, sono veramente contenta che la SAMO mi abbia invitato, rappresento l'ASP, quindi effettivamente in questa giornata sono veramente lieta di stare qua e condividere anche con l'Università di Palermo, con la SAMO, questa giornata. Dal punto di vista medico, i passi fatti in avanti per ciò che concerne appunto il sollievo per le persone che stanno terminando il loro percorso? Assolutamente si sono fatti dei passi avanti, sia perché ovviamente insieme all'associazione con l'ASP noi cerchiamo di arrivare a tutti i pazienti che hanno bisogno di cure palliative, la legge ovviamente ci accompagna e ci aiuta e noi cerchiamo ovviamente ogni giorno di informare di più il cittadino. Oggi è una giornata particolare, molto spesso qui facciamo diverse iniziative sportive e oggi abbiamo voluto collaborare con la SAMO proprio per portare avanti un discorso sportivo diverso dal consueto, nel senso che molto spesso le persone vedono lo sport come un'attività fisica per migliorarsi e pensano soprattutto a costruire la parte estetica, esteriore del corpo. In questo caso queste iniziative portano quella parte dello sport anche a migliorare diciamo, la parte mentale dell'attività dell'essere umano. La giornata del sollievo sicuramente è una giornata particolare, specialmente anche per le famiglie e ovviamente lo sport, essendo trasversale nella sua capacità di coinvolgere tutti, dimostra anche testimonia la capacità di poter fare sistema, di poter fare gruppo. Noi chiaramente come università abbiamo questo interesse far sì che i giovani possano partecipare non in senso agonistico ma in senso proprio di partecipazione in ambito individuale e collettivo a questo tipo di attività. E per lo sport vediamo adesso un servizio sulla nuova avventura del Camerate Calcio nei playoff, mentre l'Agragas è in attesa di conoscere l'avversario nella finale che vale l'eccellenza. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Oramai si è arrivati quasi all'epilogo della stagione che interessano le varie squadre dei vari campionati. In eccellenza per esempio c'è il Camerate che accede alla semifinale di andata dei playoff nazionali e inizierà la sua nuova avventura sul rettangolo di gioco dello stadio Amerise di Trebisacce, che è una cittadina in provincia di Cosenza. La gara di andata si giocherà domenica prossima 24 maggio con fischio d'inizio alle ore 16 proprio a Trebisacce. La squadra di Fabrizio Camarata ha lavorato molto in settimana per preparare questa sfida davvero molto importante. Stesso discorso vale anche per l'Agragas che questa settimana ha svolto una preparazione molto appropriata. Tutto questo in attesa di conoscere il prossimo avversario della finale dei playoff tra Valderice ed Orlantina, in programma proprio questa domenica. Una settimana che ha consentito di recuperare alcuni giocatori biancazzurri fermi ai box per vari infortuni. Tra questi i difensori Alfonso Cipolla, Michele Fragapane, ai quali sono stati applicati alcuni punti di sutura. In seguito alla sfida vinta ai calci di rigore contro lo Ionica e il fantasista Christian Giama per una botta
battuta che si è fortunatamente riassorbita. Tutte e tre hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso del San Giovanni di Dio al ritorno dalla trasferta di Avola. Fortunatamente ci sono ancora altri 8 giorni di tempo per preparare e presentarsi alla finale del 31 maggio in perfetta forma fisica. Questa sfida di playoff si giocherà su un campo che la Lega deve ancora vagliare. Ricordiamo che la Cregas è anche in corsa per la conquista della finale di Coppa Italia, ma deve uscire indenne quantomeno dal ritorno con lo Scordia. Di questa finalissima si conosce lo stadio, che è il Sorbello Stadium Marotta Visconti di Messina, in quanto la squadra locale del Messana la scorsa stagione ha vinto la competizione. Ma attenzione dunque a questa domenica 24 maggio, perché tutto è rivolto alla semifinale di Coppa Italia tra Valderici e Orlandina, la cui vincitrice sfiderà proprio la Cregas. Questa partita si giocherà sul campo neutro via Gioconde di Marineo. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana, ricordandovi di andare a votare.